del liceo Marco Polo di Venezia riconosce la scuola il cambio di nome degli studenti transgender. La presidenza andremo avanti. Manifestazione di alcune centinaia di residenti di Viale San Marco contraria alla costruzione di un grattacielo e ad un altro cemento e traffico. Se necessario faranno ricorso al TAR. Rione Piave, ordinanza del sindaco che veda l'accesso ai monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita. Obiettivo fermare gli spacciatori, il quartiere approva. Polemica sull'intervento dell'ex brigatista Susanna Roncone ad un incontro sulla legalizzazione delle droghe all'auditorium di Favaro. Vergognoso per Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia. Interrogazione del PD in Regione, Comune di Venezia e Consiglio Veneto devono vigilare di più per evitare lo sfruttamento dei lavoratori della cantieristica. Dopo 2 anni di stop è tornato il trofeo Città di San Donà di Piave di mini rugby. Bambini e ragazzi sono arrivati da mezza Italia, una grande festa per lo sport di base. Torna in esclusiva su Media Nord-Est la Coppa del Re domani sera su Tele Nord-Est, prima partita di ritorno tra Athletic Bilbao e Osasuna, mercoledì il classico Real Madrid-Barcellona. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Buonasera e ben ritrovati. Apriamo subito presentandovi il sondaggio di questa sera. Ecco il quesito al quale vi chiediamo di rispondere: carne sintetica e farina di grillo, giusto difendersi? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 16 691. Se la risposta è no, il numero è lo 0422 16 690. La chiamata è gratuita. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Fa discutere la lettera di Fratelli d'Italia che è stata inviata al liceo Marco Polo di Venezia, diffidandolo dall'applicare il regolamento alias, uno strumento con il quale in autonomia l'istituto ha deciso che studenti e studentesse transgender possano venire chiamati a scuola con il loro nuovo nome. La presidenza avverte, ce l'hanno chiesto le famiglie, non torneremo indietro. Il regolamento alias permette agli studenti e alle studentesse transgender di utilizzare a scuola il nome nuovo tutti i giorni e nelle formalità scolastiche e universitarie. Gli istituti e gli atenei possono utilizzarlo se vogliono, evitando agli interessati e alle interessate la sofferenza di sentirsi chiamare con un genere che non è il proprio. Al Liceo Artistico Classico e Musicale Marco Polo di Venezia questo regolamento esiste dal 2021, ma è di questi giorni una lettera inviata alla preside Maria Rosaria Cesari dalla sezione veneziana di Fratelli d'Italia, che ha fatto seguito a 2 missive di associazioni pro vita arrivate ancora a novembre. Siamo un po' meravigliati perché effettivamente, essendo da un po' di tempo attivo questo regolamento, abbiamo trovato così un po' in ritardo questa alzata di scudi. Il Marco Polo, sottolinea il vicepreside, ha attivato il regolamento alias dopo precise richieste di aiuto da parte di alcune famiglie di studenti. Per noi è stata una cosa piuttosto naturale, ecco. Fa parte della nostra struttura istituzionale l'autonomia, scolastica, ancora da qualche anno, insomma, siamo dalla fine degli anni 90. Sono 6 su 1050 i ragazzi e le ragazze che hanno chiesto per loro l'applicazione del regolamento alias. Dopo l'ultima lettera di Fratelli d'Italia, l'ufficio scolastico regionale e provinciale ha chiesto lumi alla presidenza del Marco Polo e non ha fermato l'iniziativa. È un vissuto che le scuole hanno e quindi non si è mai opposto formalmente e non ha mai sponsorizzato questa situazione, perché sono le scuole che autonomamente, appunto per la loro autonomia, agiscono in base alle necessità della propria comunità. Non faremo un passo indietro, perché non ha senso fare un passo indietro, la storia va avanti, non va indietro. A Mestre adesso dove i residenti di Viale San Marco scendono nuovamente in piazza per ribadire il proprio no alla costruzione di una torre di 60 metri e di un ipermercato in un'area verde. Se il progetto dovesse andare avanti ci si prepara ad un ricorso al TAR.
Ci sono state parecchie manifestazioni, c'è stata una raccolta di firme che mi sembra palesi in maniera sostanziale che i residenti sono fortemente contrari a questo progetto. Anche domenica erano in tanti, circa 200, quasi tutti i residenti di Viale San Marco, a dire per l'ennesima volta al Comune di Venezia che non vogliono vivere all'ombra di una torre di 60 metri d'altezza né barattare 2,5 ettari di verde con un capannone commerciale di 4.500 metri quadri, relativi parcheggi e aumento del traffico. Un progetto che penalizza i cittadini abitanti, i residenti. In nome di chi? Perché dobbiamo vivere al buio nel cono d'ombra della torre? Perché dobbiamo vivere in mezzo al cemento quando invece si poteva fare un progetto completamente diverso? Le domande dei residenti si basano su 2 dati di fatto. Dal punto di vista commerciale, la città metropolitana di Venezia non solo detiene il record di centri commerciali del Veneto, ma ne ha più di intere regioni come la Liguria, le Marche o la Calabria. Nel raggio di mezzo chilometro da Viale San Marco ci sono già 14 ipermercati. Dal punto di vista residenziale, all'angolo tra Viale San Marco e Via Sansovino c'è uno dei tanti buchi di Mestre, 4 complessi disabitati con un centinaio di appartamenti che in attesa di restauro sono diventati negli anni una sorta di cittadella del degrado e dello spaccio. L'area verde che si intende cementificare poteva invece essere bonificata con fondi pubblici. E sappiamo sicuramente che i fondi della Regione per le bonifiche potevano essere investiti anche in questo progetto e dare a Mestre, a Viale San Marco, un'area dedicata non solo ai bambini, perché io mi metto anche dalla parte degli abitanti della zona che sono anziani, quindi anche delle aree ricreative per gli anziani. Il progetto della torre dell'ipermercato arriva ora in Consiglio Comunale dopo essere passato per il rotto della cuffia in Municipalità di Mestre Carpenedo, al termine di una seduta che, secondo il consigliere d'opposizione Michele Boato, testimonia tutti i dubbi che si agitano anche nella maggioranza. Doveva iniziare alle 19 di lunedì e non c'era il numero legale, cioè ci sarebbe stato ma con l'opposizione. Hanno fatto il numero 15 alle 7:30 quando è arrivata una consigliera che poi alla fine, in realtà quando c'è stato il momento del voto, si è astenuta, ma per sua fortuna nel frattempo era arrivato il 16° all'ultimo secondo, per cui alla fine ce l'hanno fatta lo stesso. Ecco. Restiamo a Mestre perché il sindaco Brugnaro vieta monopattini e biciclette elettriche in quartiere Piave per tentare di fermare il traffico della droga e i residenti sono d'accordo. Stop a monopattini elettrici e bici a pedalata assistita lungo le vie del rione Piave. È una ordinanza del sindaco che punta ad allontanare gli spacciatori di droga, i quali, come è emerso dalle osservazioni della polizia locale e di quella di Stato, usano il monopattino elettrico per la vendita e il trasporto della droga e per la fuga. Chi in quartiere da anni fa da osservatorio della situazione e da pungolo alle istituzioni sulla pagina E robe del quartiere Piave accoglie bene l'ordinanza. Io li vedo, le biciclette a noleggio soprattutto sono in mano, diciamo, a persone diversamente bianche, ecco. Sui marciapiedi, in tutte le zone, le aree ristrette dove non si potrebbe andare in bicicletta, diciamo, vengono usate costantemente e sì che è molto probabile che vengano usate anche per gli scippi. Il marciapiede è il luogo preferito di questi individui, diciamo, sì che il cercare di bloccare questo traffico va molto bene. L'utilizzo dei mezzi, è scritto nell'ordinanza, sarà comunque garantito alla popolazione residente nel comune di Venezia e a tutti coloro che vi lavorano e studiano. L'ordinanza di stop ai monopattini elettrici e alle biciclette a pedalata assistita sarà in vigore fino al 29 giugno. Susanna Ronconi avrà anche scontato la sua pena, ma resta una persona che non dovrebbe tenere seminari. È ferma la presa di posizione del vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Raffaele Speranzon, dopo la partecipazione dell'ex brigatista rossa veneziana ad un incontro sul tema della legalizzazione delle droghe all'Auditorium di Favaro Veneto. Purtroppo la realtà è questa, continua Speranzon, le vittime di terrorismo non hanno avuto alcun tipo di risarcimento e sono costrette a piangere in silenzio i loro cari strappati alla vita dai terroristi, mentre i carnefici ce li troviamo invitati dalle istituzioni a tenere conferenze in giro per l'Italia. Il Partito Democratico Veneto ha depositato un'interrogazione in Regione. Comune di Venezia e Regione Veneto devono vigilare di più perché si evitino situazioni come quella dello sfruttamento dei lavoratori della cantieristica, emerso dall'indagine della Guardia di Finanza. Questo è quello che sostengono i Dem.
Da consigliere regionale di Venezia, che ha lavorato anche all'interno di questi siti produttivi, dico che ci vuole un cambio di passo, un cambio di marcia. La politica non può intervenire solo per fare il plauso quando la magistratura accerta irregolarità. L'indagine della Guardia di Finanza, che in collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro ha portato all'individuazione di circa 2.000 lavoratori dei cantieri navali con paghe irregolari, a volte al limite della fame e privati dei più elementari diritti previsti dai contratti collettivi, ha alzato il velo sul sistema di sfruttamento della manodopera, soprattutto bengalese, dell'Europa dell'Est a Venezia. Una situazione che, secondo il Partito Democratico Veneto, deve rimanere all'attenzione delle istituzioni. Vorremmo che si accendessero di più i riflettori su questi temi. Brugnaro e Zaia non possono far finta che quello che accade nei loro territori siano vicende che devono essere risolte solo con l'intervento della magistratura. C'è anche un tema di intervento politico che necessita una vigilanza sicuramente superiore a quella che c'è stata adesso. Assieme ad Andrea Zanoni, Jonathan Montanariello ha sottoscritto un'interrogazione della consigliera regionale Dem Vanessa Camani, nella quale si ricorda come l'esposto presentato dai sindacati nel 2018, sulla base del quale sembra aver preso avvio l'indagine della finanza, fosse stato inviato per conoscenza anche al presidente della regione e al sindaco di Venezia, senza che da questi arrivasse alcun riscontro. Molto invece, dice Montanariello, può essere fatto dalle istituzioni. Il tema parte dall'incremento degli organici degli SPISAL, ad esempio, che è una competenza tutta in capo alla Regione Veneto, fino al fatto di interrogarsi cosa avviene in questi importanti plessi produttivi, dove sempre più spesso, non è un segreto, che ditte da tutte le parti del mondo vengono per lavorare in appalti sempre più a ribasso e parcellizzati. Hanno percorso il canale della Giudecca partendo dal Molino Stucchi e attraversando il bacino San Marco fino alla Certosa. Le società remiere di vela sono tornate a solcare le acque della laguna di Venezia in un corteo acqueo di protesta e sensibilizzazione contro il moto ondoso. Il canale della Giudecca è uno dei più colpiti dal fenomeno, così come il luogo del prossimo corteo domenica 16 aprile con partenza davanti alla Canottieri Querini per proseguire lungo le fondamenta nuove fino a Murano e ritorno. Ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta, 1500 bambini e ragazzi da mezza Italia arrivati per prendere parte al torneo di rugby Città di San Donà di Piave dopo la sospensione di 2 anni. Grande successo per la manifestazione di San Donà di Piave dedicata ai mini rugbisti dai 5 ai 13 anni. Circa 1800 presenze tra atleti, accompagnatori e familiari arrivati dal centro e dal nord Italia. Dopo 2 anni di stop è ritornato il torneo Città di San Donà di Piave, giunto alla 37esima edizione, Memorial Adriano Pilla. 25 le società presenti. Si è giocato allo stadio del rugby, al campo d'atletica Torresan e agli stadi Pacifici ed Avanzo. Nell'Under 7 ha vinto il rugby Monselice, l'Ainate nell'Under 9, San Donà ha vinto nella categoria Under 11 e Paese nell'Under 13. Volevamo che fosse una festa e abbiamo fatto anche uno sforzo perché nessuna società ha pagato, sono tutti ospiti del rugby, anzi me lo faccia dire dell'AFET rugby, perché senza questa azienda non potremmo regalare questa emozione che credo sia condivisa da tutti i partecipanti. Per la buona riuscita della manifestazione, grande merito va dato ai molti volontari del San Donà Rugby. Torna una grande esclusiva di Media Nord-Est, la Coppa del Re, domani sera su Tele Nord-Est, prima partita di ritorno e mercoledì il classico Real Madrid-Barcellona. Torna il grande calcio spagnolo in diretta su Tele Nord-Est, il primo appuntamento con il ritorno della fase semifinale della Coppa del Re, domani sera in esclusiva in chiaro sul canale 18. Il primo match va in scena allo stadio San Mamés di Bilbao tra l'Athletic Bilbao e l'Osasuna. All'andata a Pamplona i padroni di casa avevano vinto per 1-0, una sfida ancora tutta in bilico che può riservare grandi sorprese. Mercoledì 5 aprile, sempre su Tele Nord-Est, l'appuntamento con il derby più atteso dagli amanti del calcio è il classico tra Real Madrid e Barcellona. I Blaugrana, dopo essere riusciti nell'impresa di espugnare il Santiago Bernabéu all'andata grazie ad un gol di Eder Militao, dovranno difendere il risultato in casa al Camp Nou. L'eterna sfida tra le migliori di Spagna, che in campionato sono in testa alla classifica, anche se il Barcellona stacca di 12 punti le merengues.
Le due vincenti tra Athletic Bilbao e Osasuna e Real Madrid-Barcellona si sfideranno poi nell'attesissima finale della Copa del Rey. Il prestigioso trofeo spagnolo verrà assegnato il 6 maggio. Anche questo match verrà trasmesso in diretta in chiaro su Telenord Est. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al Meteo. La settimana santa prosegue all'insegna del bel tempo grazie all'aumento della pressione atmosferica. Vediamo il dettaglio di martedì 4 aprile. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, ci attende infatti una splendida giornata caratterizzata come vediamo dalla presenza del sole. Il cielo sarà sereno o velato. Temperature stazionarie e fresche, minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime invece tra 11 e 14 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà piuttosto soleggiato ovunque con cielo limpido, al massimo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 12-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole con soltanto delle nubi in arrivo da nord ma innocue. Temperature minime intorno allo 0 o ai 2 gradi, massime sui 15-17 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.